Esattamente 5 mesi fa al San Bassiano l'equipe del primario Giovanni Grano eseguiva per la prima volta in una struttura pubblica del Veneto un'operazione di protesi all'anca con il robot chirurgico. Oggi, dopo 50 interventi all'anca, tutti con ottimi risultati grazie alla precisione del robot, al San Bassiano nuova fuga in avanti con relativo primato, effettuati i primi 2 interventi di protesi al ginocchio, anche questi perfettamente riusciti. La strada per il futuro è ormai segnata. C'era una volta il robot chirurgico in grado di catapultare nel futuro l'ortopedia del San Bassiano. C'era una volta, appunto, perché oggi non c'è più. Ovvero, l'apparecchiatura ci sarà pure, ma non si può più usare. Stop e tanti saluti. Un vero peccato, visto che si trattava di un robot unico in Veneto che era stato in grado di convogliare a Bassano del Grappa pazienti anche da molto lontano, grazie all'alto livello di specializzazione raggiunto dall'equipe del primario Giovanni Grano. Che cos'è successo al robot chirurgico dell'ortopedia? Finita la sperimentazione, dice qualcuno. Finiti i soldi, dice qualcun altro. E finita, se qualcosa non cambierà in tempi molto rapidi, anche un'opportunità unica per un reparto che macina interventi a livelli altissimi per numeri e qualità. D'altronde l'equipe di Grano non ha bisogno di presentazioni o pubblicità, dato il nome che ha saputo guadagnarsi con migliaia di interventi. A questo punto però viene naturale pensare che la spina, letteralmente, sia stata staccata dai piani alti per motivi organizzativi o di bilancio, ma in un momento in cui si parla di importanti investimenti nella sanità dell'Alto Vicentino, questa potrebbe sembrare una contraddizione. Sarebbe interessante conoscere i numeri degli interventi eseguiti con il robot di ortopedia e capire pure quanti e quali benefici abbia portato ai pazienti e al San Bassiano il suo utilizzo. Nel frattempo non resta che salutare un'eccellenza che ha portato l'ospedale nel futuro. Forse troppo futuro.